Rieccoci a Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta pagina Facebook. Abbiamo in questa puntata importante, tranne la parte iniziale che abbiamo parlato di Covid, abbiamo il sindaco di Padova Sergio Giordani. Ecco, proprio sul Covid, come vede ancora la situazione? Un po' questo problema, ci vacciniamo, non ci vacciniamo, i Novax che sono anche in minima parte, che però ovviamente creano un po' di problemi. Lei cosa pensa? Non sono molto contento della situazione di Padova, il U6. Abbiamo l'85% di vaccinati, 85%, sono bravi i padovani, per carità, l'unità sanitaria locale, la fiera, noi stessi abbiamo contribuito molto, però il motivo dell'orgoglio per i padovani sono vaccinati. Interpreto in maniera corretta quello che sta facendo il governo, dice il Green Pass è esteso a tutti, penso che sia la soluzione corretta, per cui se non arriviamo al 90% di immunità obbligherà a fare il vaccino obbligatorio. Non credo arrivare a questo, però dipende da Draghi e dal governo. Però stiamo andando, rispetto agli altri paesi stiamo andando benissimo, nel senso che siamo arrivati all'85% di vaccinati. Per cui questo vuol dire che i cittadini sono responsabili. Si sentono responsabili, è l'unica maniera, inutile che giriamo attorno al problema, l'unica maniera per venire fuori è fare i vaccini. Abbiamo lasciato in accordo con la fiera, con l'unità sanitaria locale, abbiamo lasciato il padiglione 6. Lei li renderebbe obbligatori oppure è d'accordo? Solo se tramite il Green Pass non si riesce a arrivare al 90%. Se si arriva col Green Pass e il governo sta estendendolo a tutti, Ministro Speranza, un po' alla volta, secondo me, è risolto il problema. Sì, no, volevo sapere il pensiero se la libertà delle persone va al di là. La libertà mia. Lei pensi, guardavo proprio oggi un post che aveva messo, credo, su un sito web, adesso non ricordo bene dove, quando molti anni fa c'era appunto un problema di questo genere e la gente andava con i cartelli per strada, dateci il vaccino, cioè sono cambiati i tempi, oggi vanno con il non dateci il vaccino. Alla fine sono pochi, qualcuno magari per problema di non conoscenza, alla fine io mi fido dei medici, degli scienziati. Però il vaccino ha dimostrato che si risolve in questo problema. Faranno anche la terza dose? Per quando sarà ora la farò anch'io, non ho ombra di dubbio che sia efficace. Cosa ne pensa un po' di monopattini? Ogni volta le faccio questa domanda perché le vedo di tutti i colori, le spiego, vedo monopattini, cioè io le dico faremo anche delle riprese, faremo anche proprio anche rispettando ovviamente la privacy e tutto quello che c'è da rispettare, gente che va via 70-80 all'ora in monopattini. Questo non è vero. Sindaco, hanno alterato 70-80 all'ora, lei poi mi smentisce, poi vedrà che ho ragione, come sempre ho ragione io, 70 all'ora perché hanno messo, hanno trovato il meccanismo, le spiego, di aumentare i watt, adesso non me lo chieda, 70-80 all'ora. Che sia 70 o sia 30, questo non cambia. Vanno via, poi seconda cosa, vanno via col telefonino, con le cuffie, con addirittura certi hanno messo il coso per sedersi anche addirittura. Illegittima? Allora, non so, fate qualcosa. C'è un disegno di legge che farà il governo. Ecco, no, mi scusi se le interrompo che è maleducato, però è la domanda che completa. E poi vorrei sapere se i monopattini hanno la corsia preferenziale o possono correre per la strada. Possono correre per la strada? Possono correre per la strada, ecco, questo non lo sapevo. Possono correre per la strada. Oggi, a suo tempo, il governo precedente l'ha equiparato alla bicicletta, punto. Non c'è nessuna differenza. Adesso il codice della strada sta introducendo come progetto delle nuove normative. Quindi, mi scusi se le interrompo ancora, mi fa domanda, se c'è la pista ciclabile sono obbligati di andare nella pista ciclabile? Certamente sì. Quindi non devono andare, sono obbligati. Se c'è la pista ciclabile, sono equiparate alla bicicletta. Perfetto, quindi sono obbligati, perché ricordo che il codice dice che se una bicicletta fa un incidente in una strada dove c'è la pista ciclabile è colpevole la bicicletta. Esatto. E quindi questo equivale anche per il monopattino. Come normativa le biciclette sono... No, mi scusi se la interrompo, era per chiarire sono equiparate, oggi i monopattini sono equiparati alla bicicletta, appunto, che sia elettrica o pedale, non c'entra niente. C'è un disegno di legge che sta andando avanti anche velocemente, penso, in cui c'è proposta
proposta di mettere il casco sono molto favorevole. Che siano le luci, ci sia la targa come i ciclomotori, che abbiano 14 anni, sono tante cose. Non so cosa deciderà il governo. Ricordo che il sindaco di Firenze, Nardella, aveva obbligato a usare il casco e ha fatto ricorso al TAR, ha dovuto fare retromarcia. Per cui attendiamo, sono d'accordo che devono essere civili come comportamento, non usare gli auricolari, non andare sotto i portici, comportarsi bene, limitare 25 km/h, da quello che so io. Per quanto riguarda il monopattino, i ragazzi ogni tanto sono indisciplinati, adesso arriveranno anche da noi tanti monopattini, mi auguro che arrivi anche disegno di legge per far sì che tutti si comportano. Ma lei come sindaco ha le mani legate, diciamo, io non può fare devo nulla. ascoltare, come ho detto prima, Nardella obbligato, il sindaco di Firenze ha obbligato il casco, ha dovuto fare retromarcia perché ha fatto ricorso al TAR. Per cui oggi noi non possiamo fare niente, se non o adoperarsi, se la polizia locale vede uno che ha le cuffiette e c'è la pista di ciclabile, va su una strada, chiaramente può fare la multa, è equiparato alla bicicletta. Sì, solo che bisogna dargli delle multe, certo, delle volte, e anche quelli con le biciclette che hanno il telefonino, che sono sempre di più, sindaco, mi scusi se glielo ripeto ogni volta, sono sempre di più, perché vede, se succede qualcosa, perché poi la bici con il telefonino va a zig e zag, se succede qualcosa e ovviamente il ciclista subisce un danno irreversibile, il responsabile è quello che ha il mezzo più grande, quindi anche se delle volte i ciclisti vanno via un attimino in maniera, però posso dire, concludo questo ragionamento perché i monopattini davvero fanno paura, non lo so se sto invecchiando, però fanno paura davvero come si comportano. Sono pericolosi se usati in maniera scorretta. Senta, la Prandina? La Prandina, siamo entrati proprietari, questo Sì, penso adesso che siete sia, proprietari, posso fare ancora di più una domanda. Sì, penso che sia chiaro, abbiamo fatto un'operazione molto bella, nel senso abbiamo fatto permuta. Quella la sappiamo già tutti. La permuta, cosa lo farà? Ricordo perché ho poca memoria, la permuta, anche perché se ne parlava da 20 anni, la permuta con la via Anelli, in cui sarà costruita la questura, è già stata finanziata da 50 milioni di euro, in cui il Comune ha chiesto di fare stazione appaltante per cercare di abbreviare i tempi. Posto questo che siamo proprietari, la mia idea iniziale era tanto cominciamo a far pagare qualcosa per capire un attimo la questione. Stavo sorridendo per la sua idea. Perché oggi, essendo gratuita, chiaramente viene utilizzata in maniera giusta da tutti quanti. Ovviamente questa è un'area molto delicata e protetta come area della sovrintendenza, in più abbiamo due manufatti che sono protetti sotto tutti gli aspetti, è un'area in cui si deve rispetto. Stiamo ragionando con il sovrintendente, in cui c'è un ottimo rapporto, in cui stiamo trovando la logica per dire possiamo far pagare il parcheggio attuale. La cosa logica, che meno per me è logica, prima di investire tanti soldi, è capire quando facciamo pagare il parcheggio che utilizzo avrà. È vero che continuerà ad essere pieno oppure facendo pagare 1,20 €, 1,50 €, quello che decideremo di fare, sarà poche persone che vanno dentro, non lo sappiamo. Per cui abbiamo chiesto in termini sperimentali al dottor Magani, il sovrintendente, di provare a utilizzarlo come parte del parcheggio come l'attuale, che sia chiaro, e anche fare qualche spettacolo, utilizzare la Prandina anche per fare piccoli spettacoli, concerti, attività sociali, mercatini, cercare della vita nuova. È importante, almeno per me, capire in maniera, se quando facciamo pagare se viene utilizzato ancora come adesso oppure cambia. Sono varie opinioni su questo. Secondo lei a pelle? Siccome verrà utilizzato ancora come adesso, però non sono sicuro di questo, perché il Covid ha veramente cambiato il mondo, per cui tutte le cose che pensavamo fino a 1 anno e mezzo fa sono cambiate. Ma anche lì che tempi ci vorranno, Sindaco, per prendere una decisione e cominciare a sistemare abbiamo chiesto in via sperimentale di fare 1 anno di prova per capire se è il caso. Il problema è sapere investire dei soldi del Comune, perché APS alla fine è il Comune, 100%, investire dei soldi per far sì che questo venga trasformato in una certa maniera.
prima di investire i soldi dei cittadini, che non sono nostri, ma se non c'è una responsabilità da parte mia per investire, o capire se veramente viene utilizzato. Supponiamo che facciamo pagare e ci accorgiamo che i prossimi 5, 6, 7 mesi, dico mesi a casa, non viene utilizzato, è sempre mezzo pieno, mezzo vuoto. Cosa facciamo? Dobbiamo cambiare strategia. Se invece vediamo che sarà pieno, sarà un'altra strategia, ma la cosa viene concordata. Ovviamente con la maggioranza si discute, si prova, si va a capire. Non sono un estremista, lo sapete bene, non è che la logica dei 1000 posti non esiste, non ci sta neanche, la logica dei 24 posti che vuole qualcuno tutto verde non mi è chiara, la trovo bene via in mezzo, però oggi prima preferisco provare, capire. E poi fare. Sì, ma è una questione che poi anche è come lo specchietto della Lodole, quel parcheggio, perché fino a anni fa non c'era e la cosa si risolveva in altro modo. Ora c'è e diventa ovviamente motivo di discussione per tanti e per tutti. Ovvio. Ed è per questo che la cosa uno chiede rapidità nel saper cosa fare, nel decidere cosa fare. Perché è lì ed è vicino. Insomma, 20 anni discutiamo sul parcheggio. O di più, 25? No, è vero, è vero. Siamo riusciti un po' di capacità, un po' di fortuna, un po' di, grazie alle istituzioni, siamo riusciti a concordare questo. Anche un po' di bravura, dai. Anche un po' di bravura, per carità, siamo stati bravi, per cui abbiamo ottenuto questo. Adesso non è che sia proprio indispensabile fare tutto subito. Perché bisogna capire. Sì, si sposta, si fanno con le mura, si fa questo, si fa quell'altro, poi ti accorgi che passano gli anni, diventiamo vecchi ed è tutto come prima. È un'area in cui è soggetto a sorveglianza da parte della sovrintendenza. Abbiamo 2 manufatti importanti, sono 320.000 metri, di conseguenza vanno utilizzati in maniera corretta. Avevo un'idea, a me piacerebbe molto chiudere via Rossini, fare il parco delle mura, però bisogna stare attenti, bisogna andare d'accordo con il sovrintendente e trovo giusto, tra parentesi. Senta, mi deve rispondere a questa domanda, però davvero questa domanda. Mi dica qual è la posizione del Comune, una volta per tutte, cioè facciamo proprio, lei mi deve dire cos'è per il progetto di ammodernamento dell'inceneritore, così com'è, che è stato presentato oppure no? Beh, il Comune e l'amministrazione comunale, il Consiglio comunale ha votato in maniera chiara contro l'inceneritore. Non è più chiaro di così, un po', non vedo altrimenti. No, perché viene sempre fuori, tutti i giorni se ne discute, si legge sui giornali, insomma. E volevo sentire da lei proprio... Padova è una città viva che... Chiacchierona. No, è una città viva che piace discutere, verificare. Lei sa che io ho detto una cosa una volta e non riesco a memorizzare con chi l'ho detto, però ce l'ho ancora qua, lei sa di cosa mi riferisco. Non lo so. Diciamo che la posizione è molto complicata. Mi spiego meglio, al di là che il Consiglio sia espresso in maniera chiara. È chiaro che i FAS sono pericolosi, o meglio, non sono tanto pericolosi, non è chiara perché chiedo di bruciare anche i FAS, i famosi liquidi, il pergolato, certo. E questo non è chiaro se è un problema o se non è un problema, che cosa succede sotto l'aspetto di inquinamento. È chiaro che la Regione decide in questo senso, però il Comune deve essere abbastanza d'accordo sotto l'aspetto, almeno siamo d'accordo o non siamo d'accordo, esprimersi in maniera chiara e siamo espressi. Non manca il piano di rifiuti, non c'è regionale, noi attendiamo anche per vedere questo, sarà fatto settembre-ottobre, hanno detto, però sono in ritardo il piano di rifiuti. È chiaro che se fanno questo abbiamo un impegno anche da parte della Regione che venga chiusa veramente la linea 1-2, no? Come l'altra volta che non venga chiusa. Mi dicono che l'inquinamento delle 1-2 quando c'è cento di spegne è molto più alto della linea 4, mi dicono che stanno facendo un'indagine epidemiologica all'università per capire veramente se inquina di più o meno rispetto allo storico fatto. Sono tante le componenti, E non è una cosa che abbiamo fatto domani, sarà 7-8 anni, è un investimento importante in cui la Regione può decidere. È chiaro che se il Comune si schiera contro diventa difficile, lo decide il Consiglio si è già espresso in maniera chiara. Andremo avanti nella valutazione, ha chiesto le osservazioni per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo fatto le osservazioni e da vedere come va avanti. Non è definito bene la cosa.
E come sempre arriviamo quando verrà definito, perché se non è definito, cioè se voi siete contrari come comune. È finito in primavera, al finale non ho mai idea, i tempi sono, per farlo sono 7-8 anni, tra parentesi. No, ho capito, ho capito. Senti, all'ospedale tutto a posto, continua? L'ospedale sono tutto a posto, Pediatria? continua. Devo dire che non avevo ombra di dubbio, la Regione, il Presidente Zaia ha finanziato ulteriori 300 milioni, per cui l'ospedale non ha limiti, non ha problemi di finanziamento. Per quanto riguarda Padova Est, hanno già cintato la zona, stanno facendo i progetti, stanno facendo una gara per fare i progetti. Per quanto riguarda pediatria, so che stanno andando avanti, l'azienda ospedaliera. E ricordo un'altra volta, si parla sempre di pediatria, vi ricordo che però oggi... Ma lo so perché parlo, perché lei si è arrabbiato, giustamente una volta ha detto, tutte le mamme dov'è che le mettiamo, visto che ritardano tutti, però devono ancora iniziare i lavori, insomma lì. Ha fatto i progetti, è stato utilizzato. Sì, la prima pietra, cioè uno vorrebbe vedere il Presidente Zaia per fare l'ospedale sono 10 anni, 9 anni, 10 anni, tantissimo. Ci parlo pediatria. No, io penso che cominciano in primavera del prossimo anno, sotto l'aspetto proprio costruzione. Molto rapidamente. Vi ricordo però una cosa molto importante, tutti criticano pediatria. Attenzione, verrà pediatria, mamma, l'ospedale mamma, l'ospedale bambino, la torre per quanto riguarda il pronto soccorso, resterà policlinico e Galuccio. Tutto il resto avrà un parco. Ma continuiamo con pediatria. No, io sto solo dicendo che alla fine i padovani avranno l'ospedale, avranno un pronto soccorso, avranno mamma e bambino, avranno un sale operatorio. E poi in più ci sarà Padova Est. Devo dire, io ritornerà a Padova, perché è previsto nel schema ospedaliero, saranno 900 posti in centro, 900 posti. Io penso che sia un'operazione. Io l'avevo chiesto pediatria, poi. Io ho cercato di fare capire un attimo una cosa un po' più vasta. È un modo di vedere. Sarà un livello europeo questo ospedale. 900 posti in centro, 900 posti a Padova. Su questo. Sarà raggiunto dal tram. Su questo ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha firmato ovviamente tutto il cartaceo, chiamiamolo come vogliamo, perché questo ospedale venga fatto metà e metà nel sito vecchio. No? Ma io parlavo di pediatria perché pediatria è diventata la telenovela qui a Padova, c'è chi non vuole perché rovina quelli ovviamente l'estetica, c'è chi di qua, chi di là. Ecco, la domanda la facciamo, verrà costruita veramente certamente. La prima pietra quando? Il dottor Balbè sta andando avanti tranquillo, la prima pietra dove era il dottor Balbè, ma a brevissimo tempo, non c'è problema. No, ma io sono tranquillo, solo che non io sono tranquillo. L'azienda ospedaliera sta andando avanti via come un treno, il dottor Balbè, che è responsabile, il direttore, per cui sarà in primavera, cominciano proprio fisicamente. Certo. Senta, per quanto riguarda invece lei ha toccato che poi di lì passerà il tram, le nuove linee del tram? Io spero, anche ieri avevo modo di parlare con il Ministero, mi hanno detto che è stato già finanziato 325 milioni, è un finanziamento decisamente importante, ricordo. Farà Vigonza Rubano, 18 km e mezzo. Io spero, come mi ha annunciato il gabinetto del Ministro, che entro questa settimana sarà ufficializzato, è già dato per scontato che viene fatto, deve essere ufficializzato fino a questa settimana. Noi stiamo già lavorando da 2 mesi su questo, in fiducia di quello che ci ha anticipato il Ministro e il Ministero. Ricordo che deve essere fatto entro agosto 2026, agosto 2026 domani, 18 km e mezzo entro agosto 2026 perché fa parte di aiuti europei, il famoso PNRR, e bisogna che sia fatto tutto questi finanziamenti entro agosto. Non è facile, vi garantisco, per fortuna abbiamo i funzionari sia sotto l'aspetto APS che sotto l'aspetto comune molto validi e bravi, ma vi garantisco che non è facile, però sarà fatto entro agosto 2026, non possiamo assolutamente permetterci di perdere i soldi. Quando sarà completato, vuol dire linea 1 è già funzionante, linea 3 partiremo, stanno già facendo i sottoservizi, partiremo in primavera con i lavori, e la linea 2 vuol dire che Padova ha un sistema, chiamiamolo metropolitano, in cui ha la capacità di portare 20 milioni di persone. 20 milioni di persone all'anno, vuol dire che cambia Padova, cambia sotto tutti gli aspetti, vuol dire che si può andare da un posto all'altro col tram. E
Uno può essere ambientalista, può molto stare attento all'ambiente, o può esserlo meno. Però io sono convinto che se andare dal punto A e B sotto un aspetto con una macchina privata o qualsiasi altro mezzo ci impiego 10 minuti e col tram ce ne impiego 5 ed è comodo, sicuro, aria condizionata, penso che venga scelto il secondo. Sono molto convinto di questo. No, sono d'accordo anch'io. Le mie paure per via della burocrazia sono i tempi, quindi è anche la mia preoccupazione, ecco, è anche la mia, però devo dire che siamo... Che a parole è tutto bello, facciamo... Ma noi abbiamo un vincolo importante, l'Europa concede i finanziamenti entro agosto 2026, altrimenti noi siamo convinti che arrivino 220 miliardi. Non è così. Non possono già arrivati. Un po' sono già arrivati, ma arrivano se facciamo riforme, arrivano, ci controlla l'Europa per quello che facciamo e per fortuna c'è Draghi. Certo. Senta, lei sa benissimo ovviamente cosa è successo in Afghanistan, inizio da questo ragionamento per chiedere l'accoglienza qui a Padova com'è. È stato, devo dire, una cosa devastante per me è stato devastante vedere mamme che passano un bambino ad altri per salvarlo, vedere persone aggrappate ai carrelli di aereo, è una cosa che fa rabbrividire, veramente, ho avuto delle sensazioni incredibili. Il prefetto, sono tornato alle vacanze anche apposta, il prefetto il dottor Grasso ha fatto un'azione di coordinamento con tutte le unità che si occupano dell'accoglienza, Caritas, tutte le organizzazioni, comune, provincia, e c'è stata una grande risposta. Abbiamo dato, se non sbaglio, il prefetto ha coordinato tutto, 80 posti come accoglienza in primo minuto, adesso non so quanti sono esattamente, però c'è stata una risposta anche di padovani importante, nel senso che molti padovani hanno detto: li accolgo a casa mia. Questi sono diversi dai soliti migranti, non voglio fare classismo assolutamente, ma queste sono famiglie, cioè arriva mamma, papà e un bambino, 2 bambini. Per cui a me mi imbarazza molto quando viene politicizzata questa faccenda, che dico sì, la mamma, sì, i bambini, però non il papà, sono famiglie queste. Quindi? E di conseguenza, secondo me è un diritto, un dovere farsi portare a casa, di dargli una mano. Sono famiglie che stanno vivendo momenti drammatici, abbiamo visto che forse a posteriori, dopo 20 anni, forse non è il sistema più giusto cercare di portare la democrazia in questo momento, in questo modalità. Io ho visto l'altra serie dei servizi e il coraggio che hanno le donne a opporsi ai talebani in questo momento è incredibile. Penso non ci siano azioni più coraggiose di queste. Donne si oppongono ai talebani per avere i propri diritti, è incredibile, sono bravissime. E bisogna rendersi conto quanto fortunati siamo a vivere nel nostro paese, in cui possiamo dire tutto, possiamo fare tutto. Ci siamo arrivati dopo anni di storia, arriveranno anche lì, fra 100 anni non lo so se arriveranno, però forse sì, è meglio aiutarli in un'altra maniera. Una volta la Cina si accontentava di un pugno di riso, ora non vogliono caviare anche loro e quindi... ma una parte della popolazione. Sì, devo dire che forse la maniera migliore per aiutare questi paesi... Ogni modo Padova è disposta ad accogliere, insomma. Padova ha avuto una risposta molto importante e sono orgoglioso di questa città, perché quando parlo di Padova è provincia, non facciamo... Sì, Padova è provincia. Ci sono detti disponibili a accogliere e stiamo accogliendo. Perfetto, è stato chiarito anche questo. Senta, Sindaco, l'economia come va nella città? Perché qui ultimamente, dopo il Covid, tutti avevano paura, ci sarà una crisi, non c'è nessuno. Invece c'è scarsità di materia prima, c'è scarsità di personale, non si trovano camerieri, non si trovano operai, la gente li richiede perché ha lavoro, che ne sa. C'è qualcuno che è ancora in difficoltà, però mi sembra tutto sommato che le cose stiano andando per il verso giusto, senza fare bagni di entusiasmo stratosferici, però mi sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. Sono d'accordo. Le città, devo dire, sono molto contento, è piena di gente, di turisti. Poi parliamo del turismo, volevo sapere l'economia. Comunque, questa è l'economia. Io vado a mangiare il tramezzino, vado a mangiare il gelato, sul bar a bere il caffè, chiedo sempre al titolare come va. E c'è gente, sono tutti soddisfatti. Di quelli che ho parlato. Ho cominciato ad andare anche alle sagre, quasi in campagna elettorale. Sì, no, sembra quasi una campagna elettorale. Ho bisogno di capire la situazione.
Per capire la situazione ho bisogno di parlare con la gente. Sai che è bravissimo, devo Che dire. bravissimo. Io ho bisogno... È molto bravo, le dico la No, verità. io ho bisogno di È come capire... quando era presidente del calcio che riusciva a nascondersi a noi giornalisti l'incredibile. Ci raccontava anche il bianco che era rosso e un po' ci ha rimbambito sotto certi punti racconto di vista. bugie perché la mia memoria... No, ho detto che racconta bugie, ho detto che è bravissimo. Io sto dicendo che ho bisogno di parlare con la gente. Primo mi piace. Devo dire, mi piace andare al mercato, mi piace confrontarmi, mi mancano le sagre, mi sono mancate tantissimo in questo anno e mezzo, perché trovo le persone, trovo affetto, trovo riscontro, trovo problemi, mi dicono guarda c'è questo, c'è l'erba alta, però è bellissimo confrontarsi con la gente, stare lì a mangiare. Però bisognerebbe tagliare l'erba dopo. Ma sì, sono d'accordo, ma sono cose che sbagliamo, non stiamo dicendo che siamo perfetti, assolutamente, il primo che sbaglia le cose sono io. Per cui non c'è problema. Però è bello parlare con la gente, stare assieme. Beh, è vero, vado alle sagre, ma continuo ad andare alle sagre, vado ai mercati, vado ad andare ai mercati. Voglio capire perché non si fanno i vaccini, voglio capire come va l'economia, faccio il giro in centro, vado a bere il caffè, come sta andando? Non c'è nessuno che ha detto vado meglio del 2019. E la gente è contenta, basta fare un'indagine, non lo dico io, basta che ognuno di noi vada a parlare con i titolari dei ristoranti e dici c'è mancanza di personale. Perché nel tempo, anche la gente non voglia... No, io le avevo fatto la domanda. No, nel tempo cosa è successo? Che hanno cambiato lavoro. Lei è bravissimo, però io devo fare il mio lavoro, delle volte devo essere... Non ho detto la verità. No, lei sì, lo so che ha detto la verità, io le ho detto, lei poi mi ha raccontato tutta la storia perché è stato bravo, io le ho detto che va lì perché ha iniziato anche lei una campagna elettorale, lei ha cercato di sviare in maniera molto democratica, molto intelligente. Io ho bisogno di sicuramente lei ne è capace per sviare la domanda che le ho fatto io che era la domanda che le avevo fatto all'inizio della trasmissione con Peggy. Adesso ho preso la palla al balzo. Ho bisogno di capire cosa pensa la gente, e quindi va alle sagre. Vado ai mercati, voglio capire perché non voglio fare i vaccini, voglio capire perché la situazione migliora, perché manca di persone su certi settori e io riesco a capire le cose oltre con i miei assessori, con i miei dirigenti, parlando con la gente, e devo dire che mi piace, tanto per essere chiaro, anche stasera vado, ma anche domani sera vado a qualsiasi che mi invita perché a me piace a contatto con le persone, capire cosa dicono, capire i problemi che magari inavvertitamente creiamo. Sono fatto così. Sull'economia era un inciso questo? E anch'io ero preoccupatissimo quando ho detto non c'erano i licenziamenti, quando sono finito, succede un massacro. Invece la cosa è andata bene, parlo di Padova, ma anche a livello nazionale, visto il PIL, è molto importante, ha superato il 5% nelle previsioni. In virtù di questo, Sindaco, le chiedo, i negozi sono meno sfitti, ho visto tanti negozi ancora molto chiusi, ecco, questo permette di vedere qualche negozio... Se avete visto, molte attività stanno prendendo male, sono cambiate. Sono cambiate, magari va più la ristorazione del commercio di abbigliamento o piuttosto c'è un'evoluzione, col Covid è cambiata la cosa. Ecco, il permesso di praticare in tal senso proprio per via del Covid rimane uguale? Ancora fino a fine anno rimane uguale, poi si deciderà, è un'azione del governo in cui abbiamo ovviamente aderito al 100%. Qualcuno critica, dice che sembra un ristorante, un ristorante a cielo aperto, però a me piace, devo dire, anche in città viva, che sia... C'è ristorazione, c'è la musica, quando si rispetta gli altri, secondo me tutte queste cose sono positive. Bisogna stare attenti a certi luoghi in cui sono palazzi importanti, che essendo patrimonio UNESCO bisogna porre più attenzione a quello che facciamo. Però io amo questa città nel senso del termine, vedere che lavora, vedere i ristoranti, vedere la gente che è felice e serena, a me piace. Il ragionamento a questo, aveva già iniziato a parlarne lei, il turismo, nonostante che quest'anno il turismo, la maggior parte degli italiani, io dico per il bene dell'Italia, è rimasto in Italia, non è andato all'estero. Anche qui a Padova abbiamo visto molti turisti in un periodo post-Covid, che ancora c'è il Covid, che nessuno mai si sarebbe aspettato. Diciamo che nelle aspettative più rosee mai mi pensavo a una situazione del genere. Moltissimi turisti, riprendo anche l'università, devo dire che sono grato al rettore in presenza, per cui mi ricordo che all'università sono 61.000 studenti a Padova. E sai che oggi hanno fatto il nuovo rettore che è della Basilica del Santo? Sì, un'altra cosa questa. Un'altra cosa, sì, ho preso perché ho detto sono due cose diverse, ovviamente.
Per cui sono grato all'università che riprende in presenza, sono contento di quello, come sta andando a Padova, sono contenti, vi ripeto, no, non voglio dire siamo stati bravi noi, non mi interessa, la città sta riprendendo, la città è frizzante, è piena di turisti, gente, veramente tanta, non mi sarei aspettato, sono andato l'altra sera al mercato in Prato della Valle, al mercato Europa, pieno così, cioè la gente ha bisogno di ritrovare. Ma l'ho visto ancora, perché io le ho detto diverse volte, cosa? Il centro informazioni in Prato della Valle che non c'è ancora. Il centro informazioni in Prato della Valle, questo anno e mezzo è stato fermato tutto, anche il ristorante Futuro. C'è stato il Covid, un piccolo problemino, sì, no, ma devastante. Ricordato perché tanti chiedono, non abbiamo un punto di riferimento. Sì, è vero. C'è anche internet che sta dando una mano su queste cose, ma lei è alla sua età, per cui magari non affronta questo problema, ma i ragazzi con l'internet vedono tutto quanto rapidamente. Nel nostro lavoro lo usiamo anche noi, Ah sì? Non pensavo, per cui anche i turisti sono bravini su questo. Per cui diciamo che la città è veramente bella, piena di gente, ordinata, pulita. Sono molto contento. Allora andiamo a vedere questo servizio invece, che fa vedere tante belle cose anche per quanto riguarda il titolo, Padova tante novità, e che è sempre Padova una città più europea. Vediamo il servizio di Elisabetta Corazza. Capitale europea del volontariato nel 2020 a città europea dello sport nel 2023, passando per la nomina a sito patrimonio dell'umanità con la Padova Urbs Picta di quest'estate. La città del Santo si è conquistata e si sta conquistando importanti riconoscimenti, sia per le bellezze culturali, testimoni di un passato artistico di assoluto rilievo, che per l'impegno dei padovani nella quotidianità. Se la città è stata scelta come capitale europea del volontariato, ben figurando in un'annata del tutto particolare, lo deve alle oltre 6.200 realtà del terzo settore attive in città e alle migliaia di volontari che le fanno vivere quotidianamente. È merito invece dei numerosi servizi, programmi ed attività messi in campo dall'esemplare politica dello sport, se il capoluogo euganeo sarà città europea dello sport nel 2023. La conferma ufficiale della nomina è attesa per il prossimo ottobre, ma a Palazzo Moroni è già arrivata la lettera che dichiara Padova città europea dello sport 2023, firmata da Gianfrancesco Lupatelli, presidente di ACES Europa, l'associazione che si occupa di valutare le candidature a livello continentale. Di certo non meno importante è la recente nomina al sito UNESCO, dopo quella per l'orto botanico, con i cicli affrescati del XIV secolo, che comprende 8 siti che rappresentano un insieme unico di eccezionale valore. Importanti traguardi questi che amplificano la fama della città, rendendola protagonista nel panorama nazionale ed europeo, richiamando attenzione a livello mondiale e turisti provenienti da ogni dove. Io dico che la fortuna c'è, però poi bisogna anche cercarsela. Lei è un uomo fortunato, al di là di essere bravo, perché nella sfortuna che lei ha fatto il sindaco nel periodo del Covid, ovviamente non per colpa sua, però è stato un sindaco fortunato perché ha avuto la Padova città mondiale del volontariato, e non è poca cosa. Padova europea, chiedo scusa. Padova che ha avuto 7 siti ultimamente che fanno parte del patrimonio dell'UNESCO, Padova che potrebbe essere, anzi quasi sicuramente nel 2023 città dello sport, è tanta roba, sindaco. Tantissime cose, ma che poi uno dice vabbè, però poi dice il sindaco fa delle cose che ha fatto il sindaco precedente, come magari giusto sia se le cose sono valide, è normale. Però qualcosina ha fatto, insomma. Sì, diciamo che io quando sono stato a Roma per ricevere il discorso del patrimonio UNESCO, quando sono tornato il giorno dopo, domenica, ho fatto un giro in bicicletta e ho visto proprio la città che l'ha accolto come orgoglio. Cioè, addirittura 2 o 3 macchine, no 20, 2 o 3, mi hanno salutato con il fazzoletto fuori. L'hanno vissuto come orgoglio di Padova, perché Padova ha delle qualità incredibili. Basta pensare non solo a Cappella Scrovegna, ma sotto il Salone. Abbiamo cose, non parlo di UNESCO, parlo in generale, cose incredibili. E
E quando viene qualcuno o qualche amico che ha aperto un bed and breakfast o piuttosto che piccole attività, che la gente dice prenota una notte, dopo dice no, posso stare un'altra notte, poi non ho visto bene delle cose. Beh, veramente qualcosa di eccezionale che è nostro dovere, sotto certi aspetti, far conoscere al mondo. Noi investiremo adesso 1 milione di euro in settembre adesso, per far sì di fare portare gente a Padova italiana, e a ottobre un altro 1 milione per far sì di far conoscere Padova a livello europeo. Questo vuol dire non solo immagine, vuol dire economia, vuol dire che i ristoranti lavorano, alberghi lavorano, ed è una grande cosa. Però la cosa che mi è più piaciuta è quando hanno l'orgoglio che hanno vissuto i padovani di dire siamo un capitale mondiale dell'UNESCO, siamo una città che ha cultura, abbiamo cose incredibili. Quando uno entra, parlo dell'aula magna del Bo, resta senza fiato. Quando entra basta guardare la Capesca, questo è il Palazzo della Ragione. Palazzo della Ragione. È incredibile quello che abbiamo. Molti padovani non conoscono quello che abbiamo. È veramente girate perché abbiamo tante cose. Anche nei quartieri sono cose eccezionali. Vi ricordo che abbiamo vinto un bando molto importante, il Pinqua, per quanto riguarda la cella, da 15 milioni, in cui sarà ristrutturato con Figliacchi, la parte storica, quelli di fronte. Sistemeremo la piazza, l'ex CONI, famoso, Piazza Azzurri d'Italia. Abbiamo acquistato l'area, mi ricordo mai come si chiama, dove doveva sorgere il grattacielo, abbiamo acquistato con mezzi propri. La Sera cambierà ulteriormente. Io penso che la Sera non è una città, non è un quartiere, è una città. No, ma parliamo di queste cose, poi andiamo anche nella Sì, dico, queste cose insomma fanno bene, non solo a Padova, fanno bene a tutti quanti, vedere queste cose positive. Abbiamo tante risorse. Centro congressi, ovviamente l'auditorium dovrebbero migliorare ancora di più, una città che ha molta cultura, quindi ne ha sicuramente necessità. Abbiamo un'università, ricordo solo che è un'università che fa 800 anni. E l'auditorium? L'auditorium è tutto fermo oppure? Non è niente fermo, diciamo che c'è una forte collaborazione con la Fondazione, il Presidente Muraro, anche il Conservatorio, che è ancora più importante. Abbiamo trovato un accordo con Intesa, con Messina, quindi non è fermo assolutamente niente, stiamo procedendo con le solite piccole problemi di burocrazia, però sono convinto che risolveremo tutti e due, in particolare il Conservatorio. Il Conservatorio ha 900 ragazzi e 100 professori. A me non interessa essere responsabile della provincia, del comune, chi è responsabile nel tempo, non mi interessa. È nostro dovere far sì di sistemare, perché è un biglietto da visita importante per Padova. E per cui il conservatorio dobbiamo trovare il sistema, e l'abbiamo già trovato, basta finalizzarlo in maniera corretta, per sistemare il conservatorio in maniera definitiva, raddoppiarlo. Hanno richieste di studenti cinesi e non possono accettarli per non avere gli spazi, perché abbiamo problemi sotto l'aspetto dei bagni, piccole cose ma cose importantissime. E stessa cosa per l'auditorio. Io sono convinto che riusciamo a fare tutto questo e sarà un ulteriore biglietto visita per Padova. Bene, siete in chiusura, tante belle cose, manca solo la ciliegina del Padova in Serie B. Ho per una paura. L'ultima partita possibile, per tutto il rispetto per Collettese, per carità, giocava bene, Dio mio, ho proprio paura, però sono stati bravi all'ultimo, Dio mio, non è possibile, rispetto per Collettese, sto dicendo, però sono stati bravi a mettersi in difficoltà, un po' in confusione. E per fortuna sono stati bravi a vincere. Però è importante la Serie B, importante la Serie B. Io già la sognavo quest'anno, obiettivamente, sarò stato molto deluso, però non posso criticare la società, perché secondo me ha dato il 100%. È andata così, ho fatto anch'io esperienze negative nel tempo. Sono convinto che abbiamo una società seria, forte, responsabile, che sta investendo. Io mi auguro, spero, per carità, adesso non voglio portare essere menegramo, però che il Padova ritorni in Serie B, primo perché è un ulteriore tassello per Padova, minimo Serie B, perché questo comincia ad essere il calcio. Tutto rispetto alle squadre che incontriamo, però siamo un po' in difficoltà sotto questo aspetto. È vero, poi se uno analizza, lei è andato in Serie A dopo 32 anni, nel 94-95,
non vorrei sbagliare. E così perché ne sono già passati 26 anni da quel periodo lì, sembra ieri. È incredibile. E quindi ora che il Padova ritorni in Serie A, magari ritorneranno altri 3-4 anni, insomma... Mai dire mai. No, beh, ci vogliono tecnicamente, perché tecnicamente quest'anno 3 vince... anni vuol dire 3 anni. Ci vogliono 3 anni, insomma, dunque... Ma non si sa mai come No, io spero che succeda, però voglio dire che gli anni passano velocemente e non vorrei mai che l'ospedale, pediatria e tante altre cose passassero altrettanto velocemente. No, a me non piace il pessimismo diventando non è pessimismo, è la realtà questa. Pensate in questi 4 anni e mezzo cosa abbiamo fatto. No, sì, sto dicendo... Per cui, quando tutti quanti assieme lavoriamo insieme per Padova, il che vuol dire istituzioni... Non è una cosa che dà fastidio che lei sia con le... Se noi, Padova, ha capacità enorme, se siamo assieme uniti, io ho trovato un ambiente un po' diviso, un po' litigoso. Adesso devo dire, sia a livello istituzione, sia a livello politico, c'è tranquillità e serenità. E così si lavora bene, si va avanti bene. No, ma io non sono contento di questo. Le sue quando capacità... siamo assieme, lascia stare le mie capacità. Quando siamo assieme, quando siamo uniti, riusciamo ad avere tanti grossi risultati. Allora, io non metto in dubbio né le sue capacità né so le sue, lei cosa vorrebbe fare. Metto in dubbio la burocrazia, perché so che anche lei si arrabbia moltissimo se la cosa che ha in mente da fare, dico un parcheggio al Bassanello, che ci scherzavamo, lei presume, mi diceva Giorgio, in 9 mesi lo avremo, poi la burocrazia e poi l'amianto e tutto quello che ha trovato ci pia 4 anni. Lo so che si arrabbia, non è nel punto e dal punto di vista suo, è dal punto di vista della burocrazia, e mi preoccupa l'ospedale, perché lei dice, lei fa e c'è chi rompe le scatole che non fa, c'è chi dice facciamo e c'è le belle arti, c'è il gruppo delle mura, il gruppo dell'acqua, il gruppo del vino, adesso sto esagerando, è quello che dà fastidio e che protrae i tempi davvero biblici. Da parte nostra c'è un impegno assoluto, una volontà assoluta di andare avanti, e devo dire, in questa situazione, in questo ambiente, con tutte le istituzioni si lavora bene. È un vantaggio grosso, ripeto, abbiamo fatto tante cose. Potremmo fare di più, può essere, non lo so, però l'importante è far sì che tutte queste cose vengano finalizzate. Ci vuole un po' di tempo, è vero. Pensavo che ci volesse meno tempo per fare le cose, questo è vero, ci vuole molto tempo perché sono problemi di inquinamento, ambiente, burocrazia, tutto quello che vuole, però l'importante è credere, vedere il bicchiere mezzo pieno, essere positivi e sforzarsi di fare le cose perché la gente è contenta di vedere cose realizzate, forse è stanca di chiacchiere, è stanca, vuole vedere i fatti e noi adesso nel mio piccolo, ma vuole anche sentire il sindaco. Nel mio piccolo penso che abbiamo fatto qualcosa. Lei lo sa che noi, devo dire, e concludo, questa trasmissione la registriamo al pomeriggio del mercoledì. Molte persone, lei è venuto un paio di volte alla sera in diretta, vorrebbero che lei venisse alla sera ovviamente per fare le domande, è il marciapiede, è l'albero, le immondizie, vorrebbero anche sulle risposte più banali, ovviamente se lei deciderà, quando deciderà un giorno di venire, noi la faremo la sera in modo tale di avere dei collegamenti. Io ripeto, io amo il confronto con la gente, amo stare in mezzo alla gente, parlare, stare i mercati, a me piace moltissimo. Mai avrei immaginato una volta, devo dire, io sono timido come natura, certamente non sono un oratore, non sono a football. Lavora qui. Senta, in conclusione, quando dirà, perché deve ancora dirlo ufficialmente che si ricandida, avrà in mente quando a Natale? No, mi dica a Natale se si ricandida. Ma che sto lavorando per altre cose. Ma se decide per Natale, la domanda è così. Non lo so, non ho la minima idea. A me interessa PNRR. Io le devo fare questa domanda. E devo assolutamente portare a casa per Padova assieme. Tra 7 giorni vado altri 3 ministri. È vitale. È vitale portare a casa risorse per cambiare Padova. L'ultimo dei miei problemi è pensare adesso a cambiare Padova. Però noi le facciamo una trasmissione di un'ora abbondante e le facciamo 1000 domande su Padova, poi le domandiamo, si ricandida, ci sta questa vedremo con calma, non è una priorità per me, neanche per i padovani pensano assolutamente ad altre cose, pensano solo all'economia, alla salute, al Covid. Sa che non è così? Non è quello che interessa. E lei sa benissimo che non è così, sa benissimo avere il lavoro, la salute. Quanti incontrano Elisabetta in comune, un giro per le piazze, i miei giornalisti chiedono, ma il sindaco si ricandida o no? Vedremo, e lei lo sa benissimo che glielo chiedono, è che lei deve ancora decidere, allora
e allora tanto pensiamo alla città, pensiamo a lavorare, che è più importante di tutto quanto. Buonanotte, grazie Buonanotte Sindaco. a voi. Grazie di aver stato con l'invito. noi, ci rivedremo fra un paio di settimane. Invece ai nostri telespettatori do appuntamento mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.